Siamo al Teatro ABC di Catania in compagnia di Salvo La Rosa, che tra poco presenterà una nuova puntata della trasmissione Insieme. Cosa si prova a presentare la trasmissione più seguita dal pubblico siciliano? Sicuramente una grande soddisfazione, anche perché tutto quello che vedi lo abbiamo creato passo dopo passo, mudichedda dopo mudichedda, tutti insieme, con questa meravigliosa squadra che è la squadra di Antenna Sicilia, formata da artisti, dirigenti, tecnici, registi, produttori, veramente straordinari, tutte persone, tutti siciliani, che dal 1994 ad oggi hanno messo insieme questo piccolo grande miracolo televisivo, perché nel 1994, quando cominciammo questa avventura, nessuno di noi poteva mai immaginare che Insieme potesse diventare un punto di riferimento così importante per il pubblico siciliano. Ecco, secondo te qual è la fortuna di questa, cos'è che fa la fortuna di questa trasmissione? Certamente il fatto di essere assolutamente e totalmente siciliana. Questa è una trasmissione che nasce in Sicilia, che cresce e si sviluppa in Sicilia e che soprattutto si rivolge al pubblico siciliano, anche se poi sognati, neanche minimamente di fare la concorrenza alle grandi emittenti nazionali, alla RAI, a Mediaset o ad altre emittenti importanti, perché non ne abbiamo i mezzi, non la capacità, perché la nostra squadra tecnica e artistica è di assoluto livello e quindi può competere veramente con qualsiasi altra realtà. Però tecnicamente, insomma, e dal punto di vista dei mezzi, anche delle ricchezze, siamo pur sempre una buona emittente regionale, quindi non ci sogniamo neanche minimamente, ripeto, di fare la concorrenza ad ammiraglie come la RAI e Mediaset, però abbiamo un nostro prodotto che difendiamo con i denti, che cerchiamo di rendere sempre più prestigioso e professionalmente qualificato, che è siciliano, che arriva al cuore della gente, che parla la stessa lingua del pubblico che ci segue e che, ripeto, con semplicità, con umiltà e tenendo conto di quelli che sono realmente proprio le nostre possibilità, arriva ormai a milioni di persone, e questo, lo ripeto, l'ho detto prima, è un motivo di grandissima soddisfazione, perché tutto quello che vedi qui, ripeto, è stato creato passo dopo passo da tutti noi. Ecco, appunto, parlavi di sicilianità e che è un po' il filo conduttore di questa trasmissione, che comunque unisce temi sociali, divertimento, spettacolo. Secondo te qual è il filo comune che unisce tutti i siciliani, le caratteristiche dei siciliani nel mondo? Allora, guarda, la Sicilia, lo ripeto, è protagonista e lo vedi anche da questa scenografia. Io ho chiesto e ottenuto, ma nessuno si è mai opposto, di avere proprio sulla scena di Insieme la Sicilia, che è lì, e questo sole meraviglioso che è uno dei nostri simboli più importanti. E qui si parla della Sicilia, sia di quella bella, positiva, che molto spesso non viene raccontata, ma anche dei tanti problemi, tantissimi problemi che questa terra ha. Noi abbiamo fatto varie battaglie per la legalità, anche con uno spot realizzato dal nostro Enrico Guarneri Litterio, anche con delle campagne fatte insieme con i ragazzi di Addio Pizzo. Abbiamo parlato quindi di lotta alla mafia, di lotta anche al malcostume, quello proprio che purtroppo verifichi e incontri anche nei piccoli comportamenti, da quelli più piccoli a quelli più grandi. E poi abbiamo affrontato tantissimi temi sociali, come hai detto tu, perché credo che chi ha in mano una televisione, una radio, un giornale, un sito internet, e quindi riesce ad arrivare a tante persone, deve utilizzare al meglio questa potenzialità che il mezzo di comunicazione ti dà, e quindi devi far divertire la gente, devi fare buona musica, ma devi anche informare e devi anche risolvere o tentare di risolvere o affrontare determinati problemi. Quindi qui, anche quest'anno, in questa stagione che sta per concludersi, si è veramente parlato di tutto, aiutando soprattutto molte associazioni che operano nel sociale e che hanno avuto anche bisogno del nostro aiuto. È un momento di grave crisi, di grandi emergenze, e quindi noi abbiamo il dovere di metterci a disposizione per quello che possiamo. E il filo conduttore, lo ripeto, è stato questo amore per la Sicilia e anche questo essere, come dire, diretti, immediati, veri, reali. Insomma, abbiamo sempre detto e fatto quello che pensavamo e quello che ritenevamo fosse giusto per affrontare i vari problemi.
Una trasmissione dunque educativa e anche culturale. Quanto è importante una TV culturale, un po' vecchio stampo diciamo questa trasmissione, quanto è importante una TV culturale in un momento di crisi di valori anche come quelli che stiamo vivendo oggi? Guarda, è fondamentale, io non voglio mettermi medaglie per carità, perché poi deve essere sempre il pubblico a giudicare, quindi io non posso giudicare quello che noi stiamo facendo. Ho detto prima e lo ribadisco che quello che facciamo lo facciamo con grande serenità e con la coscienza pulita, insomma lo facciamo perché ci crediamo. Poi se ci riusciamo, questo lo deve dire il pubblico, lo devono dire i fatti, però ci sforziamo, e quindi in questo momento di grave crisi in cui purtroppo molte famiglie non riescono, una volta non si riusciva ad arrivare alla fine del mese, ora non si arriva neanche alla prima settimana del mese, in cui ci sono appunto famiglie in grave crisi, valori che si perdono sempre di più, lanciare alcuni messaggi attraverso una trasmissione che grazie a Dio è popolare, è seguita, arriva semplicemente al cuore della gente, è importante. Se ci riusciamo io sono strafelice. Se non ci riusciamo ci riproveremo ancora, ma lo ripeto, tutto fatto assolutamente in buona fede e con un solo scopo, quello di fare compagnia alla gente, di dire noi ci siamo, sul canale numero 10 del digitale terrestre in Sicilia ci trovate, oppure in streaming su www.antennasicilia.it o sul satellite, su Sky, sul canale 940. Ci siamo e ogni sera per 6 mesi cerchiamo anche di farvi ridere, impegno, e soprattutto cerchiamo di farvi ridere, perché poi alla fine ecco sì, l'impegno sociale, tutto quello che vuoi tu è importante, è fondamentale, ma non dimentichiamoci che insieme è soprattutto un talk show, insomma è uno spettacolo divertente che si poggia prevalentemente sui comici, che sono stati, lo dico serenamente, la nostra fortuna, perché se siamo arrivati al cuore della gente e abbiamo trovato le porte aperte delle loro case, è perché la simpatia, la comicità certamente aiuta. E il complimento più bello che la gente mi fa, lo dico sempre, è: lei signor La Rosa ogni sera ci fa compagnia, ci fa sorridere e ci fa anche dimenticare per un paio di ore i pensieri della vita, che sono veramente tanti, e questo devo dirti è un complimento meraviglioso che ci ricompensa, ecco, dei tanti sacrifici che obiettivamente si fanno per andare in onda ogni sera, perché l'impegno è gravoso, soprattutto in una terra come la Sicilia, che è anche un po' lontana, no? Poi dal polo centrale dello spettacolo, che è Roma, che è Milano. Noi ci siamo anche guadagnati, questo lo voglio dire per ringraziare i tanti artisti che vengono a trovarci, la fiducia di artisti importanti. Inizialmente non è stato facile, i primi anni sono stati molto difficili e molto complicati, perché sai, quando invitavi un grosso artista lui aveva sempre qualche perplessità, cioè, ma un Estaio Ienno, ma come invitavo, ma a Catania, in Sicilia, al sud, che cosa trovo? Piano piano hanno visto che invece trovavano qui e trovano una realtà, ripeto, qualificata, importante, e adesso godiamo di questa fiducia. Molto spesso sono proprio i grandi artisti o gli artisti importanti che ci chiedono ospitalità per promozionare un disco, per presentare uno spettacolo, per lanciare una tournée, quindi anche questo ti fa piacere e ti dà soddisfazione. Ascolta, tra poco finisce questa stagione di Insieme, progetti per il futuro tuoi personali, e ci sarà Insieme Estate Tour? Allora guarda, alleggio, nel senso che intanto il 26 giugno finiscono le dirette, l'ultima sarà proprio mercoledì 26 giugno, poi ci saranno un po' di repliche, diciamo per qualche settimana ancora, e poi faremo certamente un tour, andremo in giro per la Sicilia, comunque anche nel settore dello spettacolo c'è un po' di crisi, perché la crisi è generale e universale. Io però mi auguro, e lo dico anche attraverso questa intervista, per la quale vi ringrazio veramente di cuore, mi auguro di poter andare anche quest'anno in giro per la nostra bella Sicilia, perché poi c'è questa voglia anche da parte del pubblico di vederci, no? Di assistere dal vivo allo spettacolo. Molti, sono almeno 400-500 al giorno, vengono a trovarci qui al Teatro ABC, ma tanti altri ci seguono solo da casa o ci hanno sempre seguito da casa, per cui andare lì da vivi è bello, no? Tu lo sai che una volta una signora di Adrano
molto gentile, mi incontrò al suo paese, che è in provincia di Catania, per uno spettacolo poco prima di cominciare, e mi disse: lei, signora Loso, è molto bravo, lei è molto simpatico, lei fa bene il suo lavoro, e poi le devo dire una cosa: lei è meglio da vivo. Ci disse: meglio, signora, perché poi quando sarà, dico, chissà come sarò. No, ma questo conferma, e lo dico veramente con tutto il cuore, che il pubblico ci segue e ci vuole bene. Io non finirò mai di ringraziarli, e lo faccio tutte le volte, perché questo calore, questo affetto ci dà poi la forza per andare avanti. A proposito di vivo, tu sei la prova vivente che è possibile realizzarsi ancora. Professionalmente anche in Sicilia, in questa terra difficile. Un consiglio per i giovani bravi e preparati che vogliono restare qui e dare il loro contributo a questa terra. Allora, sicuramente la terra che noi amiamo e dove siamo nati è meravigliosa ma difficile, hai detto bene. Leonardo Sciascia, che era un grande ed è ancora un grande, diceva che si è siciliani con difficoltà, cioè tutto quello che si fa qui è 2, 3, 4, 5, 6 volte più difficile rispetto alla stessa cosa fatta in altre regioni d'Italia o meglio ancora in giro per il mondo. Però questo non ci deve abbattere, non ci deve scoraggiare, perché poi ecco, le soddisfazioni, come dicevamo prima, sono sicuramente maggiori. Torno a ripetere, nel 1994, quando partimmo con questa avventura, nessuno di noi, neanche il più ottimista, poteva immaginare che insieme potesse andare avanti per 19 anni e potesse arrivare a questi risultati di ascolto, di seguito e di popolarità che poi abbiamo raggiunto. E invece ci siamo riusciti. Certo, ci sono stati momenti difficili, momenti di crisi, momenti particolarmente difficoltosi, anche all'inizio di questa stagione ne abbiamo avuti tanti, abbiamo cercato di superarli, siamo riusciti a fare un'altra stagione, vedremo di andare avanti anche in futuro, e questo non è facile, me ne rendo conto, per cui molto spesso sempre più ragazzi siciliani decidono di andare via. Non è che facciano male, perché poi magari fuori riescono anche a prepararsi meglio. Io mi auguro che tutti questi ragazzi possano tornare, cioè mi auguro che questa Sicilia finalmente trovi quelle giuste strade che portino finalmente, ripeto, ad uno sviluppo dal punto di vista sociale, dal punto di vista civile, dal punto di vista economico, dal punto di vista della legalità, che possano permettere appunto a questi ragazzi non solo di non andare via, ma di realizzare i loro sogni in questa terra che è meravigliosa, e quindi ci auguriamo che possa, ecco, essere sempre madre per i propri figli. Insieme ce la faremo noi siciliani. E non matrigna come spesso è. Noi dobbiamo ribadirlo quello che tu hai detto, insieme, ecco. Peraltro voglio dirti che mai titolo fu più appropriato, casuale e appropriato, perché è nato casualmente questo titolo, ma alla fine credo che fosse il titolo migliore per una trasmissione come questa, che è un grande contenitore siciliano. Quindi insieme dobbiamo farcela, e mi auguro appunto, soprattutto per le nuove generazioni, che questa terra risolva i tanti problemi, anche se attualmente la situazione è davvero molto, molto difficile e anche un po' preoccupante. Grazie a Salvo La Rosa. Grazie a voi. Massimo Spata, cabarettista di Insieme, quanto è difficile e importante nello stesso tempo far ridere in questo momento di crisi che stiamo vivendo? È importantissimo, direi che far ridere in questo momento è una delle cose più importanti che possono esistere. Il problema è che a noi comici non ci fa ridere nessuno, quindi è difficile per noi continuare facendo ridere, portando allegria, ma vivendo una grande tristezza che è data dal momento, dalla politica, da tutto quello che succede. Quindi sei uno dei comici che poi nella vita privata è serio? Sì, io normalmente se per caso la mattina mi alzo sveglio, ho una tecnica, quella del martello, mi do le martellate nelle gengive col martello al contrario. Così faccio una gengiva sì, una no, e posso fare 2 giri, capito? E questo mi fa ripiombare in una tristezza assoluta. Ascolta, un saluto per i fans di siciliaterradamuri.it. Sicilia Terra d'Amuri già è un titolo che mi infiamma il cuore. È un portale che valorizza la Sicilia e i siciliani nel mondo. È la sicilianità che è una delle cose più belle che noi abbiamo. Quindi siciliani, terra d'amuri, siciliani, terra di cultura, siciliani, terra di bellezze naturali, siciliani, terra
che non ha nulla da imparare da nessuno. Cominciate a esportare la nostra cultura all'estero anziché farci schiacciare da una cultura padana che non ha cultura perché sono barbari e camminano con le corna in testa. Nelle riunioni a Pontida le vediamo e sono anche contenti di portare le corna in testa. Quindi orgoglioso di essere siciliano, a voi vi dico pigliamola a rirre perché un riso fa buon sangue, o figo, facciamoci lo scattare all'ave.